Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women walk, being kicked around since I was. Ciao a tutti ragazzi e bentornati all'interno di Walking Dead episodio numero 2. Ci ritroviamo nuovamente con il nostro Bruce Lee, pronti all'accampamento profughi da parte degli zombie a nutrire la popolazione che è rimasta. Come potete ben vedere disponiamo nell'angolo a sinistra diversi spuntini da distribuire a tutti i profughi che sono stati colpiti da questa dannata invasione di zombie. Allora, come potete ben notare disponiamo di uno spicchio di una mela e inoltre la nostra cara Asha che ci ha salvato la pelle pochi istanti fa. In seguito 2 crackers seguiti da una bella bustina ripiena di qualche spuntino abbastanza strano. Probabilmente c'è l'icona dei Chicago Bulls, ragazzi, eccola lì, probabilmente sarà stata in mano a Michael Jordan. Comunque vediamo un po' chi salvare, perché probabilmente ci ritroviamo all'interno di una scelta molto ardua. Dobbiamo scegliere chi tenere all'interno del nostro gruppo salvandogli la vita, eccetera. Quindi ritroviamo innanzitutto l'amicone sul pick up che non ritrova più molte speranze di vita, perché come avete ben potuto vedere la gamba ormai l'ha lasciata all'interno della giungla, e quindi dobbiamo puntare il nostro cibo su qualcosa che può essere fondamentale per la nostra avanzata all'interno di tutto il resto dell'avventura. Innanzitutto io direi, ragazzi, di nutrire i più piccoli, perché ne hanno bisogno più di chiunque altro, e allora avviciniamoci a questo trio, questo dinamico trio per conferire del cibo. Okay. Where's your hat? I don't know. Can you help me find it? Cerca un cappello la ragazza. Vediamo un po'. Ma non abbiamo abbastanza tempo, dobbiamo nutrire la gente. Sorry, hon, I don't have time. That was my favorite hat. Ma mi dispiace, amico I mio. promise. If I find it, Bene. I'll let you know. Benissimo. Thank you. Il nostro Okay, amico è molto Clem. carismatico, I've got to take ragazzi. care of some things. Why don't you go back to playing with Duck for a while? Okay. Benissimo, ci siamo tolti la ragazzina dalle scatole in un ben che non si dica. Il nostro amico ha preso lezioni di retorica. Quindi vediamo un po' cosa fare. Innanzitutto concediamogli qualcosa da mangiare a questa povera amica denutrita. Ecco qui. Here, Clem. You need something to eat. Allora, vediamo un po', possiamo scegliere tra mezzo spicchio di mela, i crackers e il formaggio e la bustina di spuntino di Michael Jordan. Allora, io direi di dare la metà della nostra mela preferita. I love apples. Thank you. Are there more? Mi dispiace. No, honey. That was the last one. Oh, Enjoy it. You deserve it. Benissimo, allora abbiamo conferito la nostra mela alla grande ragazzina e adesso vediamo un po' di dare la nostra dispensa Hey, più Doc. folta a About a questo little caro food? ragazzino davanti a noi. Eccolo qua, e guardate che felice, è abbastanza contento, è pronto a ricevere il cibo. Guardate, non sta nella pelle, guardate come saltella. Vediamo un po', diamo i crackers e il formaggio. Il cibo di Michael Jordan me lo voglio mangiare io per una bella schiacciata alla fine. Oh man, I'm so hungry. Bene, la famiglia di Duck ha apprezzato una bella anatra, questo ragazzone qua messo a terra che sta viaggiando, anzi sta disegnando. Allora c'è un bel pallone da calcio, wow, diamo un'occhiata. At least the kids have something to keep them occupied. Può essere qualcosa di intrattenimento per i ragazzi. Ci sono delle lattine qua su, vediamo che cosa sono più accuratamente. Diamo un'occhiatina, che cosa sono queste lattine qua in alto? What's that for? Amico mio? That was my first attempt at making an alarm system. The new version is much more sophisticated. A quanto pare fa parte ha un sistema di allarme molto rudimentale. Adesso il nostro caro amico ne sta costruendo un altro e io direi di ricompensarlo per il suo lavoro. Ecco qui, amico mio, un po' Hey, di... Doc. Ops, attenzione alla capoccia. What's up, Lee? Don't suppose I could interest you in some food. Ecco qua, guardate che felice anche questo nostro amico, sembra un po' addormentato. Vediamo di svegliarlo un po'. Ecco qualche crackers. Tieni, pappagallino. Actually, why don't you keep my share today? I know I said it didn't matter why you saved me and not Sei a Carly, dieta? but E a I dieta. owe you a lot more than half a day's rations. Abbiamo provato a dare del cibo, Hey, ma ha if rifiutato. Doughboy doesn't want his È food, arrivato il hand it this way. ragazzone. It doesn't work like that. I'll decide who gets the food. Mamma Well, mia, decide arriva davanti a noi, smart. ragazzi. Quanto You lo don't odio really a questo wanna piss ciccione qua me davanti a off, do noi. you? Che stronzone. Sempre che viene a replicare. Ecco, il nostro Bruce Lee è molto arrabbiato. Il fantastico Bruce Lee. Andiamo avanti. Vediamo un po' se possiamo dare le nostre riserve di cibo. E infatti ci rimangono solo 2 pezzettini di cibo rimasti da conferire a qualcuno di possente. Magari che ci Will you aiuti hold the nel damn viaggio. board steady? I'm trying. I didn't realize I was getting this weak already. Ci credo. What do you want? A handout? I got 60 cents in my pocket if you'll shut up and quit being such a pansy. A quanto pare non vanno molto d'accordo i due.
Allora, visto che il nostro dottore si sente un po' stanco, conferiamogli il cibo che ci rimane. Eccoti qua. Here, eat something. Mangia qualcosa, amico mio. Guarda, tutti felici sono quando dobbiamo conferirgli qualcosa. Guardate che faccino, indifeso. Ecco qua i tuoi crackers e formaggio. Mangia. Thanks, Lee. Need any help with the wall? Nope. Actually, Che we could use your stronzo. axe. Do you mind if we take it? Yeah, give us that thing for a bit. Ragazzi, questo qua lo odio. Ma lo odio, lo odio. Allora, possiamo conferire l'ascia al nostro Marco Larry. Il problema è che non so chi è Mark e Larry. Perché ho paura che il ciccione a destra l'ascia ce la tiri in testa a noi. Quindi speriamo di essere fortunati. Credo che il Mark sia quello alla mia sinistra. Proviamo. Here, Mark, this should help. Sì, ce l'abbiamo fatta. Hey, I'm the one doing all the work over here. You didn't think to give Che me the vuoi, axe? stronzone, stai zitto. Come on, Larry, give it a rest. I'm sure Lee is getting pretty sick of you thinking he's a danger to the group. Infatti. Is that what you told him? Wow, vediamo un po'. Io non ho mai detto questo, brutto stronzone. Non mi mette le No, parole in bocca that's che not non ho what I detto. said. Guardate come pensa. Guardate che spaventato questo qua. Che attimo di pensiero. Whatever. I got Ecco, work ce to lo siamo do. tolti dalle scatole. Benissimo. L'unico pezzo di cibo rimasto. Allora, possiamo riservarlo per qualcun altro oppure tenerlo per noi stessi. Allora ragazzi, ci rimane, come possiamo dire, il nettare degli dei di Michael Jordan appartenente ai Chicago Bulls. Ce lo possiamo divorare noi stessi oppure tenerlo per qualcun altro. Allora, facciamo il punto della situazione. Rimane il nostro stomaco vuoto, lo stomaco del ciccione senza ascia, e io direi di lasciarlo ancora vuoto, la donna che si stava occupando del ragazzo senza gamba, e quindi io direi di essere generosi e Oh, salvarlo. some of these people have gone Sì, longer than infatti. me without food. They're the ones that need it. Bene, allora conferiamo il nostro cibo alla donnona che si ritrova là sotto a medicare il nostro amico, perché a quanto pare la ragazza che ci eravamo schierati dalla sua parte è andata via. Ecco il cibo di Michael Jordan, ragazza. Eccolo qui, Here, eat something. mangia qualcosa. Why don't you give it to Doc? I'm a little busy with your mess Mamma right mia, now. ragazzi, tutti Is he gonna be scrupolosi. okay? I don't know. Can you give me a hand real quick? Mamma mia, possiamo dargli una mano. Cosa hai bisogno, amica mia? Che ti porti un bisturi? Sure. What do you need? Just apply some pressure here while I Oh try mio to Dio, che close this schifo, out. ragazzi, You sembra know, una I puntata thought I di was Dottor starting to get House. used to this, Vediamo. sewing up people's injuries. But I mean, cuts and bruises are one thing, but Lee, this man has no leg. Oh mio Dio. Ho fatto la giusta cosa. I did the right thing. Yeah, I know you did. Infatti, allora... The right thing is just scary sometimes, I guess. Oh mio Dio, guardate come stiamo pensando. Well, you've done all you can, Lee. Thanks for the help. Ci siamo un po' Go sporcati le ahead mani. and check in on the others. I need a little space here anyway. Abbiamo tentato, ragazzi, di effettuare una piccola prova al di sopra di un vero e proprio cadavere, chiamiamolo ormai così, però non ci siamo riusciti. Allora, diamo un'occhiata. Dopo aver fatto un po' di Dottor House, l'unico uomo che ha bisogno di qualcosa è questo Ben, il ragazzo che abbiamo pescato all'interno della giungla. E io direi, ragazzi, dargli un po' di cibo di Michael Jordan, Want visto che something è to eat? rimasto l'unico senza un po' di cibo. If your camp got raided, probably means you haven't eaten in a while. I am really hungry. Infatti, ecco qua, guardate Thanks. che operati bene, mi sento meglio già da aver conferito il cibo. Allora, vediamo dove dobbiamo andare. Oh, guardate qua un cacciatore lassù, la ragazza cacciatrice lassù, vediamo. Ecco. Not such an easy job, is it? No, no. Guardate come ci guarda. Probabilmente ce l'avrà con noi. Oh mio Dio. I don't envy you. I don't know how you have the strength to do this every day. I don't have a choice. Il baffetto. Lee, Kenny, I know I ran out of food before. hey, it was a tough choice, but you took care of the kids. That's what a real man does. Benissimo. Thanks, Kenny. Ha capito che i Still, ragazzi hanno bisogno di I mangiare guess some nei suoi people aren't going to be confronti. happy with your choices. You're out! What happened to my Addirittura, food? ma non vedi quanto sei There's none grosso, left. brutto ciccione, che You hai bisogno keep di treating cibo people ancora? like this, and your days in this group are numbered. You're one to talk, old man. Yeah? Well, I don't see you working on that wall. Cominciano a esserci dei problemi all'interno della ciurma, ragazzi. Cerchiamo di fare qualcosa al più presto. Noi abbiamo effettuato una scelta. Ken, Lee, Che come here, succede? please. Ecco, Dottor House, ragazzi, in arrivo. He didn't make it, did he? He lost too much Mi blood. spiace. God damn it. I'm getting sick of this Oh shit. mio Dio, ragazzi, è Ken, nervoso. come back. There's nothing. Vediamo un po'. Let him go. Let him go, Katja. But He just needs time. It's been a rough morning. Mi dispiace. that man you brought, I tried.
but he was never going to survive. Well, at least he's not our problem anymore. Non abbiamo scelta, amica mia. What about the other kid? Gli altri bambini? Allora, vediamo. Oh, mamma mia, ragazzi! Oh mio Dio! Oddio! Che dobbiamo fare? Q? Mamma mia, forza! Che paura! Non neanche me l'aspettavo, ero bello tranquillo, stavo leggendo. Che brutto! Che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Ah, forse dobbiamo sbattergli la testa sul lato. Levati, brutto! Levati, forza! Forza! Dagli un colpo in testa! Oh mio Dio! Un altro colpo! Levati dalla mia faccia, brutto strozzo! Dai! Questo sdentato, maledetto! Lasciami il piede, lasciami! Faccia di cavolo! Andiamocene via! Squagliamocela, ragazzi! Squagliamocela! Ops, la testa! Oh mio Dio, ancora! Ti spacco gli occhi! Porca testa, cavolo! Stiamo facendo passare via fuori gli occhi! Non so neanche quello che dico! Via! Oh mio Dio, gli abbiamo tirato fuori il cervello. Che paura, ragazzi. Mamma mia, eccola la sua capoccia. Che paura. Thanks. Grazie, amico mio. No problem. We gotta watch each other's backs, right? Mamma mia, il nostro caro Bruce Lee. Eccolo qui. Why'd you Che bring vuoi, him here in the first stronzone? place, Me la sono asshole? vista con uno zombie. You're gonna get us Guardate all che brutto. killed! Why didn't you tell us he was bitten? What? He was bitten, and you didn't say a goddamn word! But he wasn't bitten, I Mi swear! sembra un po' Your not affannato bitten il friend here ragazzo, came back oltre to a me. life and tried to kill my wife! What? Wait, you all don't know? What the hell are you talking about? C'è un piccolo It's dissenso nella not ciurma. the bite that does it. Vediamo cosa accadrà. You come back no matter how you die. If you don't destroy the brain, that's just what happens. It's gonna happen to Oh all mio of Dio, us. dobbiamo distruggere il cervello. Vediamo. Dio aiutaci. Ci sono tutti infettati? We're all infected? Everyone? I guess so. I don't know. All I know is that I've seen people turn who I know were never bitten. When I first saw it happen, we were all hiding out in a gym and everybody thought we were finally safe. But one of the girls, Jenny Pitcher, I think, I guess she couldn't take it. She took some Oh pills. mio Dio, guardate lot che of them. fantastico aneddoto. Someone went in the girls' room the next morning and... God. Attenzione ragazzi che non mi piacciono questi suoni. Non mi piacciono. Chi sono questi stronzoni qua fuori? Doug. Funziona, It certo works. che funziona. Of course it works. I told you. Shit, where'd this string come from? Watch where you're walking, man. Who are those people? I don't know. Allora, io penso che tu sai chi sono. Probabilmente erano con te, brutto stronzetto. I think you know who they are. How could I? They showed up right after you got here. I don't know anybody in this Sì, town, sì, I ci swear. direi. Dopo che ti abbiamo dato il cibo di Michael No one's Jordan, still adesso ci alive, stai tradendo. Ecco qua l'uomo con la carabina, Teddy There's just two of Roosevelt. them. We need to make a stand. No, we have a routine. We don't confront them if we don't have Ecco to. un altro. You all right? Yeah, just getting Vediamo chi untangled. sono. I don't know how you're still alive, man. Sorry, Lily. We gotta do this. That's far enough. Uscite fuori con le mani in alto. La banca è circondata. No problem. Are you armed? La cosa più importante. Vediamo se hanno qualche bella pistolina. Are you armed? Yeah. Sì. For protection. Dead could be anywhere. But, I think you got the upper hand here. Oh mio Dio, ragazzi. What do you need gas for? Our place is protected by an electric fence. Generators provide the electricity. Sono Our attrezzati, generators ragazzi. run on gas. Look, we own a dairy farm a few miles up the road. If y'all be willing to lower your guns, we can talk about some kind of trade. How y'all doing on food? We got plenty Mi at the dispiace, dairy. amico, abbiamo terminato. Niente. Lee, why don't you and Mark check the place out? See if it's legit. I'll go too. Improve the numbers in case we run into anything. Dobbiamo uscire fuori, ragazzi, ho capito bene? So, what are y'all thinking? Ok, andiamo al diary. You've got a deal. We'll bring some gas to your dairy. In exchange, you give us some food to bring Ok, back. usciamo fuori, See ragazzi. how it Andiamo a goes dare from un'occhiata. there. Sounds fair. A couple gallons should power one Bene, of our bene, aiutiamo gli generators amici for a a trovare i while. galloni per far funzionare il tutto. So, this dairy, you guys really have food?
Sure do. We lost most of the cattle, but we still have lots of milk, butter, and hanno cheese rapinato un stocked up. supermarket. And with the Sono vegetables pieni we di grow, cibo, we got ragazzi. plenty of food. Mamma mia, ed eccoci soli e sconfinati con il nostro unico Thanks amico. for coming along, Doug. Sure. I'd like to get a look at that electric fence they talked about. It might give me some ideas for something I can Molto rig up at the intelligente, motor inn. amico. Can an electric fence really vediamo. stop walkers? Well, as long as the walkers aren't completely dehydrated and the fence has enough juice, yeah, it seems plausible. Bene. The electricity basically cooks you from the inside out, right? Guess so. So, if a walker stays in contact with the Guardate che fence, fighi it'll come eventually camminano cook its insieme, brain. come se stessero Probably takes a parlando in un while. luogo ai giardini And that pubblici, can't be a good tranquilli. smell. Invece qua dietro ci Unless it ritroviamo smells like jerky. numerosi alberi, mamma mia. Jerky. Prima quando è I shouldn't salita have quel turned down that fantastico food you zombie offered me earlier. sul camioncino, ho preso uno That is spavento, one runaway speriamo che non train ne of thought. capiti qualcun altro all'interno di Sorry. quest'area. Siamo nella foresta di Fangor. What's that you got there? Oh, nothing. It's just a laser pointer I picked Laser? up during Che our te ne last fai? trip to the drugstore. I mean, thank God Lee showed up when he did. Right, Lee? Yeah, why don't you tell us a little more about yourself, Lee? Where are you from? Da dove veniamo? Io sono cresciuto in Macon, I move around a lot, siamo dei viaggiatori. I move around a lot. Hard to call any place home, I guess. I used to move around a bit myself, but the dairy will always be home to me. Y'all seem pretty settled in at that motor inn. Who's running things over there? Vediamo, io credo che noi stessi abbiamo fatto ciò. I am. You guys have any questions? You come to me. Hanno preso nota di questo, benissimo. How many people you got over there anyway? Mamma mia quante domande, che cos'è, un interrogatorio? Vediamo, non rispondiamo, lasciamo perdere questa domanda. We've got a lot of hungry folks back there who really Mi sa che appreciate questo your ragazzone food. lavorava nell'FBI, Well, ci ha here's to interrogato helping come se each other fossimo out. dei criminali. Well, we'd love to get you all out to the dairy. Like I said, we got plenty of food, and quite frankly, we could always use an extra helping hand. Fantastico. In the summers, I used to help out Ragazzi, on a goat ma cosa farm. dobbiamo fare? Yeah, Dobbiamo that's continuare ad great. andare avanti Everything e parlare in helps. queste condizioni. Mama's been running the dairy for, well, as long as I can remember, but now it's You getting... think you're gonna cut me out of Che this? cos'è questa voce? Ah, ecco, finalmente un po' di azione. No one's trying to Banditi? cut you out of Banditi anything. in quest'area, con la balestra addirittura. Siamo Gary, tornati you're all'età always della looking pietra. Bandits? Who? Those look like the people who raided my camp. Come facciamo a saperlo, brutto stronzo? Che domandi pure tu? Silenzio. Keeping it all for What should yourself. we do? Yeah, and you know what? We ate it all. What are you gonna fucking Oh, che do about it? volgari ragazzi. Don't worry, Danny and I got you covered if something happens, but let's just wait this out and hope they move on. Oh mio Dio ragazzi. Molto crudeli. Cosa ti ha fatto? Ammazzalo, sparagli. Sparagli, almeno ci prendiamo il fucile a pompa. The world out here has gone to shit. Come on, let's get to the dairy Andiamo, where andiamo it's in questo safe. posto, cerchiamo di tenere tutto sotto controllo, il bandito è stato fatto fuori, non siamo andati neanche lì a controllare. Comunque, vediamo un po'. Andiamo ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, continueremo all'interno del prossimo, come possiamo dire, episodio, la nostra scampagnata all'interno di questo secondo episodio che a quanto pare si sta facendo sempre più interessante, ci sono dei colpi di scena che mi piacciono davvero tanto e la storia si sta evolvendo nella maniera che mi aspettavo. Mi raccomando, votate e commentate, ciao a tutti ragazzi.